Tre opere d'arte in un gioiello, la Basilica Palladiana. La mostra dedicata ai tre dipinti di Caravaggio, Van Dyck e Sassolino dall'inaugurazione del 16 dicembre del 2023 ha richiamato più di 60.000 visitatori. Domenica, ultima giornata prima della chiusura della mostra, dalle 3 del pomeriggio si è creata una fila di un centinaio di metri di cittadini e turisti che volevano assicurarsi la visita prima che calasse il sipario. Oggi in Piazza dei Signori c'è aria di smantellamento, i tre capolavori stanno per partire. Questo è il Caravaggio staccato, pronto per essere imballato, ma il bilancio è sicuramente positivo. Direi iper positivo perché abbiamo superato i 60.000 visitatori dal 16 di dicembre, quindi in un tempo veramente ristretto, ma soprattutto una formula che ha funzionato. Ha funzionato l'idea di avere tre opere, quindi l'idea che ha avuto il nostro curatore Guido Beltramini, ha funzionato anche l'idea di abbinarci una serie di eventi che alla fine sono stati 20 appuntamenti, quindi una rassegna corposa che ha declinato il tema del tempo. Bello incontrare i vicentini che ci dicono che sono tornati in continuazione in Basilica anche per pochi minuti per godere della visita dei tre capolavori.